Buonasera a tutti amici azzurri, è sempre Forza Napoli, voglio sempre comunque e dovunque, voglio ma che ci fai sto ancora potente, ma è troppo belle, niente di meno stamattina, no? Sono andato al lavoro e c'è stato un amico mio, Romanaccio Catenaccio, che ha fatto un urto all'aereo, niente di meno dalle 7 del mattino fino alle 5 di stasera, sempre dice maratona virtuale, non ce la fa proprio, non ci va a pensare, perché a parte che sta leggendo ancora i litri di limone, ma proprio virtuale, perché loro virtuale non mi ancora a posto. Mamma mia, raga, sto ancora godendo, niente di meno che la sintesi, di Auriemma, perché io ieri l'ho seguita tra Sky al bar e non ho seguito il mio grande Auriemma. E mo giustamente quando sono andato a casa ho visto di nuovo la sintesi e ho visto di nuovo e l'ho vista di nuovo oggi. Voglio, ma una goduria immensa. Sti romanacci, catenacci e sicchi merda è proprio che faccio? È proprio una goduria, sto godendo come un riccio, come faccio a far capire? O riccio, quando si abboffa che spina, così sto godendo. Mamma mia, troppo bello, la goduria è immensa, è troppo bella, perciò ieri cantai Romano bastardo, Romano bastardo sei tu, e adesso ti inculano pure perché, ti spiego subito il perché mo adesso per il cori razzisti che hai fatto Vesuvio Lavali col fuoco e noi ti abbiamo lavato che a merda con una bella sfogliatelle e caglie e con, ecco qua, ma venite pure multate, venite, e ben mi sta, e io godo ancora di più, con mano ricci, con mano porcellucci. Grande, poi ieri si è infortunato Strunzman, Strottaman, però io lo chiamo Strunzman. Allora, io umanamente, a me mi dispiace perché è una persona umana, però voglio lasciare un messaggio a Strunzman. Ti ricordi nella Coppa Italia quando ci hai sputato in faccia? Che poi lo sputa è la cosa più schifosa che esiste sulla faccia della terra. È di un essere umano, la cosa più schifosa è proprio lo sputo. Ecco qua, tu hai sputato, la curva sta in alto, hai sputato in giro, però che è successo? Ti è venuto in faccia. Non sputare in giro, un proverbio napoletano, non sputare in giro che in faccia ti torna. Ti auguro una buona guarigione umanamente, però vedi che succede? Che chi offende noi e manca di rispetto a noi napoletani, che succede? Noi, bababam, si è rotto tutto quanto. E ma quando se ne parli qua? Quando se ne parli qua? E così ci impari a rispettare. Perciò, raga, state attenti quando dite Vesuvio lavati col fuoco, perché se no la roba, noi lo lavammo che a merda, che è più bella maniarella. Ma poi un bacio a me. Poi voglio dire una cosa, come caspita si chiama? Nainggolan. E te pure da giratore. Nainggolan. Ngulan la pigliò. Nainggolan la pigliò. Ma che dici, no? Quando ha finito la partita ha twittato su Twitter e che cosa hai scritto? Hai scritto lezioni di calcio. Il calcio a volte è un po' strano,
Ma sta lezione di calcio è chi? Allora, che ieri vi ripeto, avete giocato bene, ok. Avete fatto un possesso palla, ok. Avete fatto un bel palleggio, ok. Però, a sfugliatella, con l'ammarato noi, cercate a leggere belle con calma, sfugliatella era bella caura, e cai e con. Com'è bella, a sfugliatella e cai, ok. Grande, io sto ancora godendo perché che ci fa? È troppo bello, poi parlo con sti romanacci, catenacci e sicchi e merda che sono, parli, sì ma voi state sempre sotto, buon momento, aspettate, buon momento, mancano ancora una di 12 partite, buon momento, volete parlare, poi l'allenatore siamo stati solo fortunati, l'allenatore a Roma, Renato Catenacci, e sì che merda, siamo stati solo fortunati, ma se voi non vincete sono 4 partite, ma che volimmo parlare? Che volimmo parlare? Ma volimmo fornire, dice le stronzate, no? Comunque, voglio dire l'ultima cosa, io ieri mi ha girato un virtuale per con limone non tenevo. Non tenevo manca una banana a portare di mano. Non la tenevo. Ma non mi preoccupo. Ma che faccio un bam, accatto fiaschi, banana, una cascia di limone e vi faccio una bella macedonia. Metto pure la marsala. Io vi saluto. E che ci fa? La mia cultura è sempre più bella perché cade troppo assai. Sti romanacci non ce ne possono, non ce ne possono e non ce ne possono. Perché stanno ancora leggendo i 3 limoni, ma pure virtuale, a banane, a sfogliatella, come la nonna chiamava. Ma non leggere pure che. Voglio un bacione forte forte e sempre e solo forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto voglio è sempre un inizio. Ciao belli e forza Napoli.